Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Inchiesta della Procura di Palermo su appalti, politica e sanità. Nelle carte dell'inchiesta spunta una talpa tra i carabinieri che avrebbe rivelato a Cuffaro l'esistenza di indagini che lo riguardavano. Saverio Romano si difende e parla di orrore giudiziario. Mafia e politica a Catania, chiesti 185 anni di carcere per i 17 imputati. Il processo, nato dall'inchiesta Mercurio, si celebra con rito abbreviato. Nelle indagini è coinvolto anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Omicidio del sedicenne davanti a un bar di Capizzi nel Messinese. Il killer che ha sparato davanti al jeep si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'indagato resta in carcere con il fratello e il padre. Scicli, arrestato l'omicida di Giuseppe Ottaviano, picchiato e lasciato morire in casa un anno fa. A ucciderlo il nuovo compagno della donna che era stata in precedenza fidanzata con la vittima. Prima del delitto l'assassino gli aveva intimato di non cercare più la ex. Per lo stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania sono stati chiesti dall'accusa 9 anni di reclusione per 3 giovani egiziani, 5 anni e mezzo per un altro connazionale. Trapani, il comune revoca la concessione del palazzetto dello sport alla squadra di basket dell'imprenditore Antonini che milita in Serie A1. Si apre il contenzioso anche per lo stadio, il presidente minaccia di lasciare la città e scoppia il caos politico. Calcio, la difesa del Catania perde pezzi, mano pesante del giudice sportivo che ferma per 4 giornate Ierardi. Aloi invece dovrà operarsi, Toscano costretto a cambiare. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con l'inchiesta che ha coinvolto tra gli altri anche l'ex presidente della regione Totò Cuffaro e il deputato nazionale di Noi Moderati Saverio Romano. Una talpa dell'Arma dei Carabinieri avvisava Cuffaro e gli uomini della DC delle indagini in corso. Adesso emergono nuovi inquietanti particolari appunto da questa inchiesta che fa luce sugli appalti truccati nella sanità in Sicilia. Il servizio di Manlio Viola. Una storia che si ripete. Da una parte c'è un tenente colonnello dei Carabinieri che avverte di indagini in corso Cuffaro e Carmelo Pace, dall'altro una dirigente generale della regione che consegna i bandi agli amici della DC prima che questi vengano pubblicati, in modo da favorire qualcuno dandogli più tempo per preparare la propria partecipazione. È indagato per rivelazione di segreto d'ufficio il tenente colonnello Stefano Palminteri, per abuso d'ufficio invece la dirigente generale della regione Maria Letizia Di Liberti. Sono al centro delle 2 nuove accuse che emergono nell'ambito dell'inchiesta su appalti truccati non solo in sanità. Per queste vicende la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Totò Cuffaro, Saverio Romano, Carmelo Pace e altre 15 persone, fra collaboratori, manager e funzionari pubblici. Ora emergono altre accuse nell'ambito di un sistema del tutto simile a quello che portò anni or sono alla condanna di Cuffaro a 4 anni e 11 mesi di carcere. Ma se le accuse di oggi fanno scalpore per la similitudine con quelle di ieri, dell'inizio degli anni 2000, dall'altro lato colpisce che la Procura consideri reato l'attivismo del segretario della DC nell'indicare i nomi dei manager della sanità, 3 nello specifico per Siracusa, Enna e Palermo. Da Roma tuona contro un'indagine che è un orrore giuridico il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano, per il quale inquieta che fra i PM ci sia il nome di Giulia Falchi, magistrato che considera la politica un nemico da abbattere. Ma lo stillicidio di indiscrezioni continua e oltre agli appalti della sanità e a quelli riguardanti il consorzio di bonifica arrivano accuse anche nella gestione dei fondi di protezione civile, con un imprenditore che avrebbe chiesto a Cuffaro di intercedere col capo proprio della protezione civile, Salvo Cocina. Intanto, fra l'11 e il 14 novembre, tutti gli indagati compariranno davanti al GIP. L'ultimo giorno, il 14, toccherà a Cuffaro, Romano, Pace, Vitorraso e Antonio Bonato. E a Palermo il caso diventa ovviamente anche politico, piovono attacchi e tentativi di arrivare allo scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana. A Palazzo d'Orlean partono le pressioni invece per chiedere le dimissioni di alcuni degli indagati, anche prima degli interrogatori di garanzia. Il servizio.
Una raccolta firme per promuovere l'autoscioglimento dell'Assemblea regionale siciliana. L'idea è del Movimento 5 Stelle, che ha avviato una verifica con gli altri deputati regionali per comprendere se l'iniziativa ha una qualche possibilità di successo. Si punta ad elezioni anticipate dopo che nella giornata di ieri è esplosa la vicenda dei presunti appalti truccati in sanità, e non soltanto, che ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per 18 persone, fra cui Toto Cuffaro, segretario nazionale della DC, Saverio Romano, Carmelo Pace, collaboratori, manager di aziende sanitarie e presidenti di consorzi pubblici. Per giungere ad uno scioglimento servono 36 firme da parte di altrettanti deputati regionali, in pratica la metà più uno. I 5 Stelle però sono 11, altrettanti i deputati del PD, aggiungendo Ismaele Lavardera, che da ieri propone una mozione di sfiducia, si arriva a 23. La possibilità di reperire altre 13 firme viene considerata remota anche da Palazzo d'Orléans. Non c'è più nulla da discutere né da mediare. La Sicilia ha bisogno di voltare pagina e di liberarsi immediatamente di un governo incapace di governare, diviso su tutto, travolto dagli scandali e ormai privo di ogni credibilità, attacca il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone, mentre Carlo Calenda insiste anche oggi su un'altra raccolta firme, quella sotto la richiesta di commissariare la Sicilia. Ieri intanto le opposizioni hanno abbandonato l'Aula, facendo saltare la seduta dell'Ars per protesta contro l'assenza del presidente della regione Renato Schifani fra i banchi del governo. La tensione cresce mentre il governatore sembra intenzionato a non fare sconti a nessuno, a partire dai manager indagati. In attesa degli interrogatori di garanzia sono partite le pressioni per chiedere al presidente del consorzio di bonifica Giovanni Tomasino di dimettersi, e provvedimenti sarebbero allo studio anche nei confronti del manager dell'ASP di Siracusa Caltagirone. Ma nel frattempo Schifani vola a Bruxelles per parlare del piano rifiuti della Sicilia con la commissaria europea all'ambiente. E sul caso arrivano ulteriori aggiornamenti. Intanto il deputato regionale Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars, si è dimesso dal suo ruolo, resterà appunto solo un deputato regionale. E poi invece, sempre dall'inchiesta della quale abbiamo parlato, spunta anche un capitolo che riguarda il ponte sullo Stretto e gli appalti truccati, appunto in questa vicenda che riguarda appunto Cuffaro e Saverio Romano. Ci sarebbe un capitolo di accertamenti, scrivono le agenzie, pieno di omissis, dedicato agli interessi suscitati dalla grande opera sullo Stretto. Adesso ci spostiamo a Catania per parlare del processo Mercurio, che si celebra con il rito abbreviato. Il PM ha chiesto 185 anni di carcere per 17 imputati, appunto nell'ambito dell'inchiesta su mafia e politica. Il servizio di Simona Mazzoni. Pene comprese tra 2 e 20 anni per ciascuno dei 17 imputati, per un totale di circa 185 anni di reclusione. A chiederlo è il PM Raffaele Agata Vinciguerra nel processo che si celebra con rito abbreviato a Catania davanti al GUP Fabio Di Giacomo Barbagallo, nato dall'inchiesta Mercurio con le indagini dei carabinieri su mafia e politica. Per Ernesto Marletta, il boss del Castello Ursino, imputato per voto di scambio, associazione mafiosa ed estorsione, il PM ha chiesto 20 anni di reclusione, la condanna più pesante. Mentre per Rosario Bucolo chiesti 6 anni con il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e 10 anni per il consigliere comunale di Ramacca Salvatore Fornaro. E la PM ha già ribadito al GUP la richiesta di rinvio a giudizio per voto di scambio politico-mafioso dell'ex deputato regionale Giuseppe Castiglione e di 2 ex dipendenti AMTS, Domenico Colombo e Giuseppe Coco, che avrebbero fatto da collegamento con il gruppo mafioso del Castello Ursino. Chiesto il processo anche per Matteo Marchese, ex consigliere comunale di Misterbianco, che dopo l'arresto si è dimesso, e per l'ex sindaco di Ramacca Nunzio Vitale. Nella valutazione delle richieste di condanna l'APM ha tenuto conto del rito abbreviato, ma non ha applicato le attenuanti generiche, fatta eccezione per il collaboratore Bucolo e per Fabrizio Sciuto. Adesso parliamo dell'omicidio di Giuseppe Di Dio a Capizzi, l'omicidio del sedicenne. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando solo una dichiarazione spontanea per scagionare il padre e il fratello. Il presunto omicidio, nel pomeriggio è stato effettuato anche l'autopsia sul corpo del sedicenne morto. Venerdì sera a Capizzi si fermerà per una fiaccolata. Il servizio di Francesco Triolo.
È stato convalidato il fermo di Giacomo Frasconà Filaro, il ventenne accusato di aver ucciso con un colpo di pistola il sedicenne Giuseppe Di Dio sabato scorso a Capizzi. Il giovane, nell'interrogatorio di fronte al GIP di Enna Zelia, Futura Maimone e al PM Salvatore Interlandi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, facendo solo una laconica dichiarazione spontanea per scagionare il padre Antonio e il fratello Mario, affermando che i due non fossero a conoscenza delle sue intenzioni. L'interrogatorio si è svolto nella casa circondariale di Enna Luigi Bodenza. Hanno invece risposto alle domande il padre del presunto assassino Antonio e il fratello Mario, che hanno raccontato la loro versione dei fatti contestata dal PM sulla base delle dichiarazioni della moglie e madre degli indagati Grazia Schillirò, già interrogata dai carabinieri. Il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione della convalida della misura cautelare in carcere senza l'opposizione del legale difensore, l'avvocato Felice Lofurno. Nel pomeriggio è stata effettuata anche all'Istituto di Medicina Legale di Catania l'autopsia sul corpo di Giuseppe Di Dio. La salma dovrebbe essere adesso restituita alla famiglia per i funerali, che saranno celebrati probabilmente nel fine settimana nel santuario di San Giacomo. Intanto per venerdì pomeriggio a Capizzi è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Giuseppe Di Dio. È stato arrestato questa mattina il presunto assassino di Giuseppe Ottaviano, per l'omicidio del 41enne trovato morto nella sua abitazione a Scicli, nel Ragusano, nel maggio del 2024. Dunque, dopo oltre un anno di indagini, il caso sembra essere chiuso. Sentiamo con quali motivazioni dal servizio di Veronica Barbarino. Arriva ad una svolta il caso dell'omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 41enne trovato morto nella sua abitazione di Scicli il 12 maggio 2024. Dopo oltre un anno di indagini serrate, questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Ragusa, coordinati dalla procura di Ragusa, hanno arrestato il presunto responsabile, un uomo di 43 anni. Un movente passionale alla base dell'omicidio, determinante infatti la ricostruzione della vita privata della vittima, una relazione di circa 10 anni con una donna di Scicli, finita poco prima dell'omicidio, a cui Ottaviano non si rassegnava. L'indagato, nuovo compagno della donna, avrebbe affrontato il 41enne per un chiarimento, sfociato in una violenta aggressione con fratture al cranio e alle costole. La vittima agonizzante è poi deceduta nella camera da letto. Lui è stato aggredito all'interno della sua abitazione e poi è stato lasciato agonizzante sul pavimento o comunque all'interno della casa. Si è ripreso, sia pure per qualche breve periodo, e in questa fase è avvenuto un forte sanguinamento, un gocciolamento di sangue, che è tutto appartenente alla vittima. Con questo arresto si chiude una vicenda che ha scosso la comunità di Scicli e si aggiunge agli 8 casi di omicidio avvenuti e risolti nel Ragusano negli ultimi 3 anni. Adesso ci occupiamo dello stupro alla Villa Bellini di Catania. Sono stati chiesti dall'accusa 9 anni di reclusione per 3 ragazzi egiziani, 5 anni e mezzo invece per un altro. I 4 imputati hanno concorso alla violenza nei confronti di una tredicenne avvenuta nel gennaio del 2023. Il servizio di Emanuela Corsi. 9 anni di reclusione per 3 imputati, 5 e mezzo per il quarto che ha collaborato con gli inquirenti. Sono le richieste di condanna della PM Anna Trinchillo per 4 dei 7 egiziani sotto processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania, che hanno concorso allo stupro di gruppo della tredicenne alla Villa Bellini avvenuto nel 2023. I 4 imputati, tutti maggiorenni, sono accusati anche di violenza privata nei confronti dell'allora fidanzatino della vittima, che secondo la ricostruzione fu bloccato e costretto a guardare la violenza sessuale. È stata indubbiamente severa, anche perché se saranno ritenuti responsabili del reato contestato di aver fatto parte del branco a danno della fidanzatina del mio assistito e del mio assistito stesso, andrà accaduta su dei soggetti che neanche probabilmente comprenderanno la portata, visto che provengono da paesi in cui già la vita di un uomo ha poco valore, e immaginiamoci il consenso di una donna. Nel frattempo sono già state confermate in appello le condanne a 12 anni e 8 mesi, a 7 anni e 4 mesi per i 2 egiziani, uno maggiorenne e un altro minorenne, che avrebbero materialmente commesso la violenza sessuale. Condannato sempre non in via definitiva anche un terzo minorenne appartenente al branco. I 3 sono stati processati con rito abbreviato. La violenza di gruppo avvenne nei bagni della villa comunale del capoluogo etneo il 30 gennaio 2023. La notizia, appresa all'inizio dei festeggiamenti a Gatini, sconvolse l'intera città.
Dalle rapine allo spaccio di crack è persino un vecchio carro di Santa Rosalia abbandonato nel cuore della piazza da oltre 1 anno e mezzo. Siamo tornati a Ballarò, a Palermo, quartiere travolto dal degrado e dallo spaccio. È dato per noi Marco Gullà. Scippi, rapine, spaccio di crack. La polizia monitora e continua i suoi controlli nel centro storico di Palermo, soprattutto nel quartiere di Ballarò. A una turista russa è stata scippata una collana. La polizia però immediatamente ha trovato il responsabile, un ragazzo che si era rifugiato proprio a Ballarò. E sempre nel quartiere palermitano le forze dell'ordine hanno individuato una ragazza di 23 anni con addosso 40 dosi di crack, probabilmente pronte ad essere vendute. Quel crack di cui è ostaggio ancora a Ballarò. Nel pomeriggio commercianti e ristoratori sono addirittura costretti a chiudere perché il quartiere diviene territorio di tossicodipendenti e spacciatori. Alle 5 del pomeriggio c'è il coprifuoco, è come se fosse l'una di notte, quindi sono costretti ad abbandonare il quartiere perché inizia questo spaccio di crack incessante e quindi giustamente loro mi dicono è inutile che apriamo la sera perché i cittadini hanno paura. Il degrado di Ballarò passa anche da immagini come questa, un vecchio carro di Santa Rosalia abbandonato nel cuore della piazza. Il carro è abbandonato, ormai hanno levato anche l'immagine della Santa da qualche mese ed è in uno stato di degrado perché fra l'altro i bambini ci giocano ed è abbandonato totalmente. Adesso andiamo a Trapani dove lo scontro tra il sindaco Tranchida e l'imprenditore Antonini arriva ai Ferricorti. Il Palasport viene ufficialmente con un procedimento avviato, viene risolto, la concessione viene risolta con la revoca appunto di questa convenzione trentennale del Pala Daidone. Il presidente Antonini annuncia che porterà via da Trapani la squadra di basket che gioca appunto in questo palazzetto e milita, pensate, nel campionato di Serie 1 con ottimi risultati, e adesso oltre al Palasport si apre anche il fronte dello stadio. Il Libero Consorzio chiede 111.000 euro di bollette non pagate alla squadra di calcio del Trapani che è sempre di proprietà del presidente Antonini. Il servizio di Laura Spanò. Niente più concessione alla Trapani Shark. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha annunciato l'avvio del procedimento di risoluzione e decadenza della convenzione trentennale stipulata nel 2023 con la società di Valerio Antonini per la gestione del Palasport. Alla società sono stati dati 30 giorni di tempo per presentare controdeduzioni, documentazione mancante e rendicontazione di spesa. La richiesta di documenti e fatture non è una persecuzione amministrativa ma un atto dovuto. Chi ottiene un impianto pubblico deve rendicontare le spese, ha detto il sindaco. Esistono verifiche poi per le bollette non pagate di luce e acqua. Non si è fatta attendere la risposta del presidente Antonini che dice di andare via da Trapani, minacciando di portare via, oltre alla squadra, anche ciò che aveva realizzato nell'impianto: parquet, LED, panchine, poltrone. Via social ha annunciato che dal 15 dicembre la Shark non giocherà più a Trapani, parlando di 3 opzioni in Sicilia, e già molti degli oltre 3.200 abbonati si apprestano a chiedere il rimborso delle gare di casa non godute. Come se non bastasse, si è aperto anche il fronte calcio per lo stadio provinciale. Il Libero Consorzio ha trasmesso alla società un conteggio di bollette arretrate per circa 111.000 euro per luce, acqua e servizi connessi. Il presidente Salvatore Quinci ha dato mandato ai legali di promuovere azione giudiziaria o stragiudiziaria contro la società sportiva di Antonini. Preludio questo a un altro braccio di ferro. Adesso a Catania, dove un muro pericolante minaccia di crollare su un marciapiede. Siamo in via Ala. I passanti dicono di avere paura e soprattutto dicono qui la situazione è questa, ma non interviene nessuno. Dato per noi Tonino De Mana. No, perché è molto pericoloso. È consigliabile l'uso dell'elmetto, ma non per la vicinanza di una caserma e quindi per possibili esercitazioni militari. In via Ala, a ridosso della Sommaruga, il pericolo è reale e viene dall'alto, con il muro perimetrale che vedete in queste immagini a rischio crollo. Tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al 342 74 55 005 ed altrettante quelle di residenti e passanti. Da diverso tempo sollecitano interventi, finora non sono stati mai ascoltati. Siete scesi dal marciapiede perché? Perché non si può passare. Hai visto cosa c'è alle tue spalle? Sì, è una collina. Se è caduto un muro di questo, un transito enorme di macchine che c'è qua, passano bambini, ci sono anche le scuole.
lasciamo perdere. È scomparsa la sicurezza a Catania, credo che bisognerebbe rivedere tante cose. A parte il muro in cemento, le cui crepe sono evidenti, la parete a ridosso del marciapiede rappresenta una minaccia per tutti. E non va meglio in via Milo, a monte di via Ala, dove buche ed avvallamenti trasformano strada e marciapiede in un sentiero di guerra, dove l'elmetto o il casco diventano indispensabili. In questo caso, a segnalare il pericolo, ci sono almeno le transenne, che vedremo chissà per quanto tempo. Adesso a Catania, topi e scarafaggi in un ristorante del centro, irregolarità amministrative in un chiosco e festa di Halloween organizzata in una villa senza autorizzazioni e rilascio dei controlli effettuati dalla task force coordinata dalla polizia, che hanno emesso multe fino a 40.000 euro, l'ispezione in particolare in un ristorante della zona di via Sant'Euplio che è stato chiuso per gravi criticità igienico-sanitarie. Trovati scarafaggi in cucina e un topo morto negli spogliatoi dei dipendenti accanto al deposito di alimenti freschi. In un altro blitz invece dei carabinieri del NAS è stato chiuso un fast food della provincia di Catania per la presenza di blatte ed infestanti nei locali per la preparazione, lo stoccaggio e la somministrazione degli alimenti. La magistratura dà ragione al comune di Agrigento, cambiamo argomento. Sono stati sbloccati oltre 6 milioni di euro per la riqualificazione di Monserrato e Villa Seta, una vittoria che consentirà i lavori di rigenerazione dei due quartieri. Il servizio di Davide Sardo. Colpo di scena dopo oltre 10 anni di battaglie legali. La Corte d'Appello di Palermo dà ragione al comune di Agrigento e sblocca oltre 6 milioni e 200.000 euro destinati alla riqualificazione dei quartieri di Monserrato e Villa Seta. Una sentenza che ribalta il decreto regionale del 2013 e riconosce la piena legittimità dell'operato del comune e dell'Istituto Autonomo Case Popolari, allora impegnati nei progetti di urbanizzazione e miglioramento delle periferie. La Regione dovrà anche pagare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Soddisfazione al municipio. Il sindaco Francesco Micciche parla di una vittoria importante per la città che restituisce risorse fondamentali e nuove opportunità di crescita. Adesso il comune si prepara a riattivare i progetti, adeguarli alle norme attuali e far partire i lavori al più presto. Un risultato che premia il lavoro di squadra e segna l'inizio di una nuova fase di rigenerazione e riscatto per Monserrato e Villa Seta. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con lo sport. Ancora bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, parliamo di calcio, parliamo del Catania e del clima che si respira in casa rossazzurra, perché tra la squalifica di Gherardi e l'infortunio di Aloi che dovrà operarsi, il tecnico toscano deve necessariamente cambiare qualcosa in vista della partita di domenica prossima contro l'Altamura. Francesco Triolo. La squalifica di Mario Gherardi era attesa, scontata per la partita contro il team Altamura, ma nessuno nel Catania si sarebbe mai aspettato una batosta così pesante da parte del giudice sportivo. 4 giornate sono tante, secondo il club, che è pronto a presentare ricorso la prossima settimana. Il difensore al termine della gara, accompagnato da un dirigente, ha parlato con l'arbitro, ha chiesto scusa e quel pentimento segnalato anche dal giudice sportivo potrebbe diventare materiale da sottolineare al momento del ricorso. Toscano da ieri sa che comunque deve cambiare qualcosa in difesa per la gara di domenica. La speranza, l'auspicio è quello che possa essere recuperato Pieraccini, il difensore uscito a Caserta per un acciacco alla ripresa della preparazione, sceso in campo per un lavoro di scarico o differenziato, ma era comunque sul rettangolo di gioco. Il rientro tra i titolari del difensore sembra quindi possibile in vista del confronto di domenica. Dopo la squalifica di Gherardi, l'altra brutta notizia è l'infortunio di Salvatore Aloi. Il centrocampista si è fermato per un trauma distorsivo contusivo riportato giovedì scorso alla vigilia della trasferta di Caserta e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Per lui quindi si prospetta un lungo stop e, come già annunciato, la società potrebbe aggregare al gruppo in pianta stabile il 21enne Arjan Khilafi, centrocampista macedone prelevato dalla Sampdoria nella scorsa sessione estiva di mercato. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa.
Rientriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque questa edizione del nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.